Allora, alla mia sinistra c'è Gerolamo Lanfranchi, professore di genetica all'Università di Padova, alla mia destra Michele Morganti, che è professore di genetica all'Università di Udine. Il loro curriculum è ricchissimo e lo potete vedere sul sito dell'istituto, perché altrimenti ci vuole mezz'ora per raccontare tutto quello che hanno fatto e quanto bravi sono. Invece di risparmio. E adesso do la parola a Gerolamo Lanfranchi, il quale comincia a spiegare la prima parte della storia. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io volevo condividere con voi innanzitutto l'origine di questa tecnica rivoluzionaria dell'ingegneria genetica, chiamata appunto CRISPR-Cas, cui nome è un po' difficile da pronunciare, dovremo familiarizzarci tutti. Da dove viene questa tecnica? Viene praticamente dalla lotta eterna che si svolge in modo silenzioso intorno a noi da milioni di anni tra i batteri e i virus. I virus, una grande categoria di virus che si approfittano dei batteri, si chiamano appunto batteriofagi. Virus, sapete, sono degli organismi che non sono in grado di replicarsi. Il DNA che è contenuto dentro la loro testa è inerte, gli manca una delle caratteristiche del materiale vivente, che è quello della replicazione. Per potersi replicare, il virus approfitta dei batteri. E questo, diciamo, è il ciclo riproduttivo che avviene continuamente da parte dei batteriofagi, dei virus, a spese dei batteri che infettano. Il virus, anche un singolo virus, si appoggia sulla superficie di un batterio che riconosce, gli spara dentro il suo DNA, che a questo punto non è più inerte, perché costringe la cellula batterica a occuparsi di lui. La cellula a quel punto sceglie di replicare più volte il genoma del virus. Il genoma del virus viene anche letto, interpretato, si formano tutte le proteine con una reazione piuttosto magica, e tutte queste proteine si rincastrano nuovamente in modo ordinato a riformare il corpo, il capside del virus, e quando il virus è in numero sufficiente attiva delle proteine che aprono la parete batterica e buttano fuori i centinaia di nuove copie di virus che si sono formate pronte alle nuove infezioni. Quindi si riproducono in questo modo. Ovviamente il batterio ne fa le spese, perché la lisi vuol dire morte dei batteri. Se fosse così, praticamente i batteri si sarebbero esauriti, e la controparte dei virus anche si sarebbe esaurita, quindi c'è una sorta di equilibrio tra l'esistenza dei virus e l'esistenza dei batteri. È un po' il paradigma, diciamo, di rapporto di parassita-ospite, che non si eliminano mai a vicenda, altrimenti perirebbero entrambi. Ma i batteri hanno cercato di difendersi e si sono evoluti dei sistemi, uno principale lo ha già accennato il professor Danieli, queste forbici molecolari che stanno nel genoma dei batteri, che tagliano specificamente il DNA virale estraneo, risparmiando con alcuni sistemi il cromosoma batterico. Ma poi questo sistema molto interessante, da dove appunto viene la tecnica del CRISPR-Cas, un vero e proprio sistema immunitario hanno sviluppato, che li protegge dall'infezione di tutti i virus che prediligono i batteri per replicarsi. Questo sistema è stato trovato per adesso circa il 50% dei batteri conosciuti, quelli di cui il genoma è stato sequenziato, ma si è trovato in tutta la scala evolutiva dei batteri. Si trova negli archei, cioè diciamo, i batteri antichi, quelli che sono comparsi inizialmente milioni di anni fa, e anche nei batteri contemporanei. Il punto cruciale della difesa dovuto a questo sistema immunitario dei batteri sta proprio nell'inizio dell'infezione, quando il virus caccia dentro il suo DNA, e da quel momento in poi potrebbe prendere le redini del batterio e farlo, diciamo, seguire il suo destino. Prima di svelarvi questo fantastico risultato dell'evoluzione, non me ne vogliate, ma farei un ripasso veloce di alcuni concetti di base, diciamo, della genetica molecolare, che molti di voi conoscono, quindi mi scuso con quelli che già conoscono le cose. Allora, il materiale genetico sono gli acidi nucleici. Ce ne sono di due tipi. Uno è il DNA, l'acido desossiribonucleico, che è formato da due filamenti
antiparalleli, si chiamano complementari, che si avvolgono a spirale in una doppia elica. I due filamenti restano appaiati perché le basi fanno dei legami chimici fra di loro in modo obbligatorio. Le regole di Chargaff dice che a una base G deve essere accoppiato un C e a una base di tipo A deve essere accoppiato un T. Quindi le due eliche devono essere complementari per sequenza per potersi riconoscere e rimanere unite. C'è poi un altro tipo di acido nucleico che è l'acido ribonucleico, l'RNA. La differenza col DNA è fondamentale. Questo è in filamento singolo, non è in doppia elica, se non temporalmente, normalmente in filamento singolo. E la differenza è che la sua composizione di basi non vede la timina, ma vede l'uracile. Quando noi abbiamo un filamento di DNA a doppia elica, questi possono essere separati. Possono essere separati col calore o possono essere degli enzimi che li separano nei due filamenti. I filamenti singoli di DNA possono appaiarsi con un altro filamento di DNA complementare, quindi la sequenza deve essere complementare, ordinata dagli appaiamenti obbligatori, oppure può anche appaiarsi e formare una molecola ibrida insieme a una molecola complementare a filamento singolo di acido ribonucleico. Allora, questo fantastico sistema di difesa dei batteri è stato indagato e descritto principalmente ad opera di due ricercatrici molto in gamba, che sono qui ritratte, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Questo è un articolo, uno dei tanti articoli da loro pubblicati, che però ovviamente basavano sulle conoscenze di pubblicazioni, di ricerche che hanno ancora degli anni 80 precedentemente. Loro hanno descritto il sistema e lo vediamo assieme. Quando un virus inietta il suo DNA nei batteri che hanno questo sistema immunitario, ci sono delle proteine speciali, le proteine Cas, ecco il secondo acronimo che fa parte di questo nome. Le proteine Cas fanno una scansione, tastano il genoma del virus appena entrato, fino a che trovano una porzione di questo genoma che gli va bene. Quando gli va bene la tagliano e la infilano, un frammentino, in una regione specifica del cromosoma batterico. Questa, diciamo, è una piccola memoria del genoma del fago che ha cercato l'infezione. Nel tempo, e anche in modo ereditario, questa regione, che si chiama appunto CRISPR, accumula un sacco di frammenti memoria di tutti i virus che hanno tentato, nelle generazioni di quel batterio, di infettare e di distruggere il batterio stesso. Quindi diciamo una zona di memoria. Ricorda un po' il nostro sistema immunitario, in cui i singoli linfociti hanno la memoria di una singola proteina estranea che ci ha in qualche modo invaso, che ha imparato a riconoscere, e sono pronti, quando questa proteina entrasse nuovamente nel nostro corpo, a reagire e fare anticorpi contro questa. La differenza è che questi disgraziati sono individui unicellulari, sono organismi unicellulari, quindi tutta la memoria è dentro la stessa cellula, mentre negli organismi pluricellulari come noi milioni di cellule fanno un compito diverso. Questa regione CRISPR viene trascritta in RNA e anche viene maturata, nel senso che nella cellula sono sempre presenti dei piccoli RNA complementari ai diversi frammenti di DNA memoria che stanno nel cromosoma batterico. Allora, ammettiamo che un virus diverso, che però è stato memorizzato in questa regione, il CRISPR, tenti l'infezione. Appena introduce il genoma, questi piccoli RNA sono complessati ad altre proteine, Cas. Insieme alla proteina Cas riconoscono in modo specifico, perché sono una porzione di questo genoma, conducono la proteina Cas contro questo genoma. Questa proteina Cas che cos'è? È un enzima che taglia il DNA in doppia elica e fa un primo taglio. Quando un DNA viene tagliato ed è un DNA nudo, subisce poi una degradazione complessiva. Quindi tutti questi RNA insieme alle proteine Cas sono la memoria immunitaria dei batteri contro l'infezione virale. Questo vuol dire CRISPR, è molto difficile, vuol dire Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeat, cioè vuol dire che ci sono tante piccole ripetizioni nere, tutte uguali, del genoma, che intervallano invece frammenti diversi che derivano
frammenti da diversi genomi di virus. Queste ricercatrici hanno rivelato proprio questo sistema e hanno capito in fondo che da questo sistema si poteva ricavare qualcosa di pratico, ma in realtà la dimostrazione che da questo sistema si poteva utilizzare, tirar fuori una tecnica nuova dell'ingegneria genetica va attribuita a questo Feng Zhang, che lavora nel Broad Institute, un istituto fantastico che, pensate, è derivato dalla fusione dell'MIT e di Harvard. Pensate quanti cervelloni ci sono lì dentro e quanti mezzi hanno. Questo è uno dei lavori che lui ha pubblicato subito l'anno dopo. Lui cosa ha capito e ha dimostrato? Che questo sistema molto semplificato funziona in provetta. Cioè, se io prendo il DNA del virus puro, prendo la proteina Cas pura, ci metto un RNA guida, che sono quei piccoli RNA che riconoscono il virus, e li metto in provetta, la proteina riconosce l'RNA, viene guidata sul DNA, io trovo che il DNA del fago, del virus, è stato digerito in provetta, quindi indipendente dalla cellula, dal sistema cellulare in cui è normalmente. Non solo, ma Zhang ha anche dimostrato che questo sistema semplificato, se viene introdotto in una cellula eucariote superiore, quelle che hanno il nucleo, come le nostre cellule, quelle dei mammiferi, quelle degli animali, quelle delle piante, diciamo, la proteina Cas lega questo RNA guida, entra nel nucleo, segue, diciamo, l'indirizzo dell'RNA guida, colpisce il gene e lo taglia in modo preciso. Quindi il sistema, molto semplificato, ha una capacità di bersaglio veramente gigantesca, amplissima. Tutte le cellule possono essere bersagliate da questo sistema. Vediamo in dettaglio come funziona, perché il sistema è estremamente preciso. Qui abbiamo i 3 componenti: il DNA bersaglio, quello in arancione, in blu invece l'RNA che serve come guida, e in azzurro è la proteina che è legata all'RNA. La proteina è stata guidata su quel frammento di DNA preciso dalla sequenza complementare dell'RNA. A questo punto bisogna che sia riconosciuta anche una sequenza che sta nel genoma, questa che si chiama sequenza PAM, che serve di orientamento, le 2 forbici della proteina Cas, che taglia in un punto preciso, un punto che noi possiamo predire, nel senso che questo RNA, che naturalmente nei batteri viene costruito copiando frammenti di genoma, può essere un qualsiasi RNA, costruito a tavolino chimicamente, prodotto per colpire un gene la cui conoscenza è nota. In effetti il sistema con il Cas9, il CRISPR-Cas, può tagliare in modo preciso praticamente qualsiasi DNA in doppia elica. Questo significa qualsiasi sequenza di base ci può essere. Qui delle 4 lettere, basta che io mi disegni, costruisca un RNA che sia complementare e poi che abbia una coda che serva a incastrare questo RNA e guidare la proteina, e il gioco è fatto. Posso indirizzare questo sistema contro qualsiasi sequenza di DNA, contro qualsiasi gene nei cromosomi di qualsiasi cellula. Cosa si può fare con questo sistema? Cosa è stato fatto, è stato dimostrato da vari articoli in letteratura. Si può fare, diciamo, 2 tipi di lavoro. Un lavoro che proprio riguarda la modificazione fine e precisa del DNA, dei geni, che si chiama appunto gene editing. Si può indirizzare il sistema CRISPR-Cas con un RNA particolare a piacere contro un bersaglio, ottenere il taglio in doppia elica in punto preciso, poi magari riparare quel DNA per curare delle mutazioni che si sono accumulate, delle mutazioni nocive che si sono accumulate e che abbiamo identificato su geni. Oppure, se insieme a questi componenti, proteina Cas e RNA guida, io aggiungo un DNA donatore, anche questo sintetico, la proteina Cas lo sostituisce al DNA bersaglio. Se questo è un DNA mutato, con delezioni molto grosse, non funziona, questa molecola, diciamo, analoga ma curata, giusta, viene inserita al posto giusto. Oppure si possono fare degli altri lavori
adesso sono molto interessanti, sono abbastanza legati adesso alla ricerca di base, ma avranno delle grandissime applicazioni che non riguardano la modificazione diretta del genoma. In effetti questa si basa, sono delle modifiche di questa proteina Cas. La proteina Cas, in questo caso, è stata modificata con l'ingegneria genetica, non taglia più il DNA, ma lo riconosce in modo specifico. Quindi questa caratteristica di riconoscimento via RNA guida gli è rimasta. Allora questo Cas, forbice diciamo spuntata, che non taglia il DNA, si possono attaccare varie altre molecole. Per esempio, molecole che ci rendono visibile il legame di Cas con un particolare gene. Quindi possiamo individuare geni con una fluorescenza dentro il nucleo delle cellule, dentro i tanti cromosomi che compongono i nostri i genomi e tra le migliaia di geni che compongono questi genomi. Ma io gli posso attaccare delle altre proteine che hanno un effetto di blocco dell'attività genica, oppure che li attivano, oppure che li modificano in modo specifico in punti magari non riconosciuti dal sistema Cas. Quali sono i vantaggi di questo sistema? Ebbene, la modifica di geni, anche su cellule di mammifero umane, è possibile con altre tecniche. Con la terapia genica si cerca da anni appunto di introdurre copie normali di geni perché queste siano sostituite nelle cellule ai geni che sono evidentemente mutati, non funzionanti. Ma questa è una tecnica difficile, nel senso che non abbiamo la possibilità di ottenere un'entrata specifica del gene nel posto giusto. Molto spesso l'entrata è casuale. Questo gene che potrebbe essere curativo finisce in regioni dove il gene viene spento, oppure entrando inattiva altri geni. Quindi c'è un certo rischio, un certo rumore di fondo pericoloso che resta con queste tecniche. E sono anche delle tecniche abbastanza complesse nella realizzazione sperimentale. Il vantaggio è per esempio che questo sistema CRISPR-Cas è semplice. Occorrono pochi componenti. Forse è troppo semplice perché non so se avete letto, pochi giorni fa è venuto fuori questo articolo su Repubblica in cui penso i giornalisti di Repubblica stessa hanno comprato un kit per fare questa tecnica con tutti i componenti e hanno ottenuto dei risultati, certo si sono appoggiati in un laboratorio, ma potevano anche farlo a casa con un poco ulteriore spesa, e hanno ottenuto dei risultati abbastanza scarsi, se devo dire, perché la trasformazione dei batteri è stata molto bassa. Però per dire, insomma, se pensate adesso al prossimo compleanno dei vostri figli e nipoti, invece di regalargli l'iPad, eccetera, perché non gli regalate un kit per trasformare i batteri? Saranno dei risultati molto divertenti. L'altro vantaggio che li differenzia dalle tecniche precedenti è la mira. Ovviamente qui dipende dall'RNA guida che noi costruiamo, ma quando lo costruiamo bene, complementare la sequenza, la proteina Cas sbaglia difficilmente. L'azione è molto precisa perché? Perché questa proteina è fatta apposta, e questa è la sua struttura che è stata risolta dai chimici, è fatta apposta per prendere cura insieme del DNA, il DNA bersaglio e l'RNA guida, li incastra e quindi il taglio è assolutamente preciso perché i due molecole che guidano il taglio vengono incastrate e bloccate in posizione dalla proteina. L'universalità. Questo sistema funziona dappertutto. L'hanno provato su batteri, l'hanno provato su cellule animali, su piante e ci sono tantissime possibilità di azione, come avete visto, come vi ho spiegato. Per esempio, quando si ha a che fare con mammiferi e anche con l'uomo, qui il problema appunto che bisogna adattare queste tecniche in modo diciamo ex vivo, si tende a non agire direttamente sull'organismo, ma prelevando delle cellule si possono appunto trasformare con questo sistema. Il vantaggio è che il numero di cellule trasformate, che poi si possono rimettere nell'animale, e in teoria anche nell'uomo, che hanno modificato i geni bersaglio, è un numero molto più elevato e li hanno modificati in modo preciso. Cas può essere utilizzato addirittura nella costruzione della vita artificiale, perché con un accorgimento che è stato pubblicato recentemente,
io posso eliminare dal genoma di batteri anche porzioni molto grandi dei cromosomi. Vedete, qui io uso una Cas modificata che colpisce questa regione del genoma, ma è modificata e mi taglia solo un'elica. Dall'altra parte uso un'altra Cas con un altro RNA che invece va a posizionare il Cas molto più a valle, molto distante, questa distanza può essere anche di migliaia di basi, e il frammento che sta in mezzo alle due Cas viene eliminato. In questo modo l'idea è quella, per esempio, di eliminare da batteri tutte le funzioni che sono superflue a quelle di base della vita e poi riprodurre, inserire dentro invece dei geni che possono servire a trasformare questi batteri come diciamo, produttori di sostanze che ci servono, di gestione di sostanze inquinanti e così via. Un altro vantaggio straordinario della tecnica è quella che in inglese si dice multiplexing, cioè che posso modificare in teoria con la stessa precisione all'interno della stessa cellula più geni contemporaneamente. Basta che io disegni tanti RNA guida che corrispondono esattamente, sono complementari a questi geni e introdurli tutti assieme insieme alla proteina Cas. Questo è un vantaggio perché la gran parte delle funzioni all'interno di una cellula, di un tessuto, di un organismo, non sono fatte da un singolo gene. Non credo che ci siano dei casi se non quando i geni non funzionano, ma in realtà da batterie di geni. Quindi se vogliamo intervenire su una funzione cellulare, il futuro sarà quello di modificare più geni contemporaneamente, tutti quelli che sono coinvolti in quella funzione. Questo è un esempio che ho trovato in letteratura. Questo è un gamberetto che normalmente ha gli arti rivolti in questo modo e cammina in questo senso. Sono intervenuti su alcuni geni omeotici, quelli dello sviluppo, diciamo, che regolano la disposizione delle gambe e anche sì, la loro disposizione, e le hanno girate, per cui adesso questo gamberetto cammina dall'altra parte. Anche nell'uomo si stanno facendo delle sperimentazioni. Qui diciamo, la sperimentazione che può avvenire ovviamente è quella che prevede diciamo, il prelievo di cellule, magari anche staminali, da parte dei tessuti dell'uomo, la trasformazione in vitro e poi l'inserimento di queste cellule di nuovo in vivo. Oppure si può pensare anche di bersagliare, come nel caso per esempio di tumori, dove diciamo, il vantaggio è superiore al rischio, di bersagliare direttamente l'organo da trasformare con il sistema in provetta. Questi in effetti sono alcune dei trial clinici che sono partiti, sono punti diversi. Vedete, la maggior parte adoperano questa tecnica ex vivo, cioè prendono le cellule del paziente, le trattano, cercano di trasformarle, si fanno tutti i controlli e poi queste cellule si tenta di reinserirle, vedere se complementano diciamo, il difetto, mettono a posto il difetto. Ci sono difetti e ci sono rischi, certamente ce ne sono, come in tutte le tecniche di ingegneria genetica, e per quanto questa sia in effetti per sua natura estremamente precisa, i difetti che sono almeno misurati diciamo, di questa tecnologia è che c'è una certa percentuale di azione che si chiama off target. Nonostante la precisione intrinseca di questo sistema, ogni tanto, con una frequenza misurata, il sistema Cas non taglia il gene bersaglio, ma taglia altre cose. L'altro svantaggio è che in effetti se voi pensate cercate di avere la massima efficienza, nelle cellule si butta un sacco di questa proteina Cas. Questa sta lì e quindi continua a tagliare. Va bene che è precisa, ma aumentando la frequenza di taglio anche sul gene bersaglio, anche se fosse precisa, potrebbe introdurre degli errori. Quindi è questa per esempio è la misura di questi off target, di questi bersagli mancati, che aumenta in rosso all'aumentare del numero di geni che si colpiscono contemporaneamente. Quindi è un po' la misura del rumore di fondo di questo sistema. Certo, gli ingegneri genetici stanno lavorando, si stanno modificando gli enzimi per renderli sempre più precisi, disegnare delle sequenze di RNA sempre più precise e cercare di ovviare sempre di più di questo sistema. Ecco, io sarei arrivato a questo punto. Benissimo. Allora adesso passiamo a Michele Morgante e poi la discussione la facciamo alla fine.
Dunque, buonasera a tutti, ringrazio l'Istituto e il professor Danieli per l'invito a fare questa presentazione. In realtà forse avrei potuto anche evitare di venire e fare vedere una parte del video della conferenza che Barack Obama ha tenuto la scorsa settimana a Milano, perché ha fatto un magnifico spot per l'uso del genome editing in agricoltura. Non so chi di voi ha visto il suo intervento quando ha dialogato col suo consulente alimentare. Quello che hanno detto è che a loro parere la più grande rivoluzione che arriverà sulle nostre tavole sarà dovuta al genome editing. E il presidente Obama poi ha anche giustamente fatto notare che la cosa va messa nel contesto di quello che noi abbiamo sempre fatto sulle piante e gli animali di cui ci nutriamo, perché il tema della modificazione genetica non è un tema nuovo che è legato allo sviluppo delle tecniche di ingegneria genetica, è un tema che in realtà portiamo avanti da 10.000 anni. Le piante e gli animali di cui noi ci nutriamo sono stati soggetti a modificazioni genetiche di tipo diverso nel corso del tempo, utilizzando metodiche diverse. E tutto è iniziato fin dal momento in cui abbiamo addomesticato piante ed animali, perché li abbiamo, con un processo di selezione artificiale molto intensa, resi adatti al consumo da parte dell'uomo e alla coltivazione. E questo è stato fatto in tempi più o meno simultanei in diverse parti del mondo per diverse piante ed animali, agendo su diverse caratteristiche, ma sempre cercando di ottenere piante ed animali che producessero più semi se parlavamo di piante, producessero più carne o più latte se parlavamo di animali. E quello di cui oggi noi ci nutriamo è estremamente diverso, se voi lo guardate da un punto di vista puramente morfologico, dalla specie selvatica da cui siamo partiti. Tanto è vero che in molti casi l'uomo della strada non sarebbe in grado di riconoscere se gli viene messo di fronte la pianta coltivata e la pianta selvatica corrispondente, che queste due piante sono una derivata dall'altra, perché sono morfologicamente estremamente diverse, anche se molto spesso a livello genetico il tutto è controllato da un numero molto limitato di geni. Nel caso del mais, ad esempio, che è stato addomesticato in Messico e che è estremamente diverso dal suo progenitore selvatico che cresce ancora spontaneo in Messico, che si chiama teosinte, il tutto è dovuto a 5 geni principali. Ma poi l'uomo ha continuato a modificare le piante, l'ha fatto ricorrendo ampiamente a incroci e selezione che venivano utilizzati per cercare di combinare caratteristiche favorevoli che erano presenti in individui diversi. Si incrociavano i due individui che portavano le caratteristiche favorevoli che erano fino ad allora presenti in individui separati per cercare di averle in un unico individuo. E come veniva anche raccontato nel filmato che è stato mostrato all'inizio, quando poi si è capito che esisteva un materiale genetico che portava l'informazione che viene trasmessa da una generazione all'altra, si è anche capito che si poteva andare a intervenire su quel materiale genetico, ad esempio con trattamenti che potevano essere dovuti a radiazioni o a composti chimici che avevano la capacità di aumentare quella che è la frequenza di mutazione spontanea. Molte delle varietà, ad esempio di frumento duro, di cui ancora oggi ci nutriamo per produrre la pasta, sono state ottenute in Italia con una metodica di questo tipo, che era una metodica, come veniva giustamente detto nel filmato, molto grezza, nel senso che era come sparare tanti proiettili alla cieca, e i proiettili erano le mutazioni che andavano a modificare casualmente diverse parti del genoma nella speranza che una di queste ci desse l'effetto desiderato, che poteva essere ad esempio quella di ottenere una pianta più grande. L'altro grande progresso ovviamente è stato ottenuto con lo sviluppo della biologia molecolare e anche questo veniva raccontato nel filmato, con lo sviluppo di metodiche che ci consentono di trasferire un gene preso da una qualsiasi specie dentro una pianta, il che ovviamente ha aperto la possibilità di conferire alle piante caratteristiche completamente nuove, perché l'origine del gene poteva essere da batteri, da altre piante, ma anche da animali. E in effetti, ad esempio, questa è la tecnologia che ha portato alle piante OGM, e quelle che oggi sono sul mercato, che sono fondamentalmente due,
sono tutti e due casi in cui è stato trasferito in una pianta un gene di un batterio che in un caso dà una resistenza a un erbicida, nell'altro dà la produzione di una tossina che agisce contro gli insetti, che è la tossina del Bacillus thuringiensis. Ma la grande rivoluzione che oggi sta cambiando il modo di modificare piante e animali, ma anche l'uomo, è stata la rivoluzione della genomica, che attraverso lo sviluppo di una serie di tecniche che ci consentono di fare con un metodo altamente parallelo, quello che una volta dovevamo fare con dei processi seriali, ci consente ad esempio oggi di riuscire a sequenziare un genoma umano a un costo che si aggira attorno ai 1.000 euro, quando il progetto iniziale di sequenziamento del genoma umano è costato circa 3 miliardi di dollari, questo per darvi un'idea della differenza di costo. Quindi grazie a queste tecnologie, restando specificamente sul tema delle modificazioni genetiche per migliorare piante ed animali di cui ci nutriamo, quello che riusciamo a fare è riusciamo finalmente a dare una base scientifica al nostro processo di miglioramento genetico, perché il miglioramento genetico per molto tempo, pur chiamandosi genetico e basandosi su qualcosa che avveniva a livello genetico, ignorava i geni che stavano alla base dei miglioramenti che venivano ottenuti. Questo perché molto spesso le caratteristiche che si volevano migliorare erano caratteri complessi, controllati da tanti geni e in parte influenzati dall'ambiente, e non si riusciva a tener conto del contributo di ogni gene che era in grado di influenzare il carattere perché non li si sapeva identificare. Oggi, grazie ai progressi della genomica e a dei sistemi di analisi genetica molto sofisticati, noi siamo con sempre maggiore facilità in grado di collegare quella che è la variazione nel carattere che a noi interessa migliorare con la variazione nei geni che controllano quel carattere. E questo, capire questa relazione cambia profondamente la maniera nella quale possiamo fare il miglioramento genetico ed è alla base del fatto di poter sfruttare la tecnologia di CRISPR-Cas, di genome editing, perché per poter usare il genome editing per modificare una pianta io devo prima avere in mano la conoscenza di qual è il gene che quando modificato mi cambia la pianta nella direzione in cui io voglio che la pianta cambi. E quindi questo ci permette di pensare a un miglioramento genetico di tipo diverso che diventa molto più basato sulla conoscenza e soprattutto sull'identificazione dei singoli geni che controllano le caratteristiche e al tempo stesso quindi di pensare che una volta che ho questa informazione su quali sono i geni che controllano il carattere che mi interessa migliorare, che può essere un carattere semplice come ad esempio la resistenza a malattie, siano esse dovute a batteri, funghi o insetti, ma potrebbero essere anche, e saranno sempre più, anche caratteri complessi, come ad esempio la tolleranza alla siccità, come la capacità di utilizzo dei fertilizzanti, la resistenza al freddo. Possiamo pensare di mettere a punto metodi di modificazione mirata su specifici geni e addirittura all'interno del gene, grazie a quella straordinaria capacità di mira di cui parlava il professor Lanfranchi, anche su specifici nucleotidi. È chiaro che per poter iniziare a intervenire a un livello così preciso devo avere la conoscenza di quali sono i nucleotidi che sono importanti perché io poi veda il risultato sperato. Come si vuole usare l'editing nelle piante? In questa figura vi faccio vedere 3 possibilità che in parte aveva già descritto il professor Lanfranchi. Allora, quello che CRISPR-Cas fa è tagliare il DNA in un punto preciso, che noi possiamo scegliere disegnando quella molecola di RNA che si chiama RNA guida. Una volta che il taglio è avvenuto, questo viene percepito come un danno da parte della cellula, la cellula deve porre riparo a questo danno e lo può fare in 2 maniere diverse. In un caso è una metodica meno precisa, che si chiama non-homologous enjoining, in cui ripara senza avere un qualcosa che gli dice come andrebbe riparata. Quindi ripara e nel eseguire questa operazione di riparo molto spesso ripara in maniera infedele, però riparare in maniera infedele è meglio che tenersi
la rottura a doppio filamento che ha effetti disastrosi. Quindi in questo caso, che in termine tecnico e normativo viene chiamato SDN1, che sta per nucleasi sito diretta tipo 1, la mutazione che si genera è una mutazione casuale, però in un punto preciso. Il punto è quello dove ho fatto il taglio, la mutazione non so di che tipo sarà, può essere l'aggiunta di una base, la perdita di una base, la sostituzione di una base con l'altra, ma non so quale verrà sostituita a quella che già c'era. Esistono poi altre due possibilità. Una che viene chiamata SDN2, in cui il riparo viene eseguito avendo a disposizione uno stampo che utilizzo per fare in modo che il riparo sia quanto più preciso possibile. Normalmente questo può essere fatto in una cellula che contiene 2 copie di un cromosoma, usando l'altra copia, quella che non è stata danneggiata, come stampo per riparare quella che è stata danneggiata. In questo caso io posso direzionare il processo di riparo introducendo una corta molecola di DNA che contiene la sequenza che io voglio venga sostituita a quella che era originariamente presente. Notate bene che questo viene usato come stampo, cioè questa molecola di DNA che io inserisco non viene formalmente integrata nel cromosoma, viene solo usata come stampo. Questo da un punto di vista normativo, e vedremo dopo, è un aspetto fondamentale, perché la nostra normativa distingue bene fra quando c'è e non c'è integrazione di DNA nel processo. E questa metodica viene chiamata SDN2. Quindi questa metodica può essere usata per introdurre mutazioni nel punto in cui vogliamo in maniera direzionale. Quindi se al posto di una A voglio che ci sia una C, io gli fornisco un frammento in cui al posto della A c'è la C. Questo verrà preferenzialmente usato per riparare e quindi riuscirò a guidare il processo verso quel destino. Infine c'è la terza possibilità che si chiama SDN3, in cui utilizzo sempre una molecola di DNA che gli fornisco come stampo e qui ci posso mettere una sequenza che non era prima presente in quella porzione di cromosoma. In questo caso sto eseguendo una vera e propria operazione di ingegneria genetica che corrisponde all'aggiunta di un gene che posso aver preso da un qualsiasi altro organismo. Rispetto a quello che si faceva fino ad oggi con l'ingegneria genetica classica, la differenza è che mentre quando andavamo a inserire un gene questo si poteva inserire in un punto qualsiasi del genoma, in questo caso il punto in cui va a inserirsi lo scelgo io di nuovo in funzione di dove ho mirato la mia proteina Cas sulla base della sequenza RNA guida. Allora, quando parliamo di SDN1 e SDN2, e non parliamo di questa applicazione che vedete a destra che è obiettivamente diversa, quello che noi andiamo ad ottenere sono delle modificazioni e delle mutazioni mirate, perché abbiamo scelto noi dove devono intervenire, che sono in tutto e per tutto analoghe a quelle che potrebbero avvenire o spontaneamente o per mutagenesi indotta. Se otteniamo qualcosa con una di queste due metodiche, che sia SDN1 sia SDN2, e la diamo a uno scienziato, lui la può caratterizzare e non sarà in grado poi di dirci se questa modificazione è stata ottenuta via CRISPR-Cas o via mutazione spontanea o mutazione indotta da sostanze chimiche o fisiche. Quindi, da un punto di vista del miglioramento genetico vegetale e animale, CRISPR-Cas può a tutti gli effetti sostituire perfettamente i metodi di mutagenesi che erano stati utilizzati fino adesso così largamente. Quindi possiamo non ricorrere più all'utilizzo di mutageni fisici come le radiazioni o mutageni chimici di vario tipo e sostituirli con CRISPR-Cas. Dove stanno i vantaggi? Beh, stanno che a parte questi effetti che vengono chiamati off-target, che però sono molto rari, io vado a mutagenizzare un punto preciso e solo quello, e non vado a generare mutazioni casuali che sono sparse in tutto il genoma, che comunque si generano con i metodi di mutagenesi indotta. L'altro grosso vantaggio è che l'efficienza con cui ottengo mutazioni è così elevata che io posso pensare con un'elevata probabilità di riuscire a mutagenizzare simultaneamente tutte e due le copie del cromosoma che ho dentro una cellula, quella di origine materna e quella di origine paterna. Questo è importante, soprattutto quando io voglio usare questa metodica per inattivare un gene, cioè per fare in modo che il gene si spenga.
ed è una delle applicazioni più comunemente utilizzate di questa metodica. Se io voglio inattivare un gene perché l'effetto sia visibile, quindi si traduca in una manifestazione visibile, devo avere quella mutazione presente su tutti e 2 i cromosomi, perché è quella che in termini genetici viene chiamata una mutazione recessiva. E normalmente, se io ad esempio usassi la mutagenesi chimica, lo otterrei, se lo ottengo, su un solo cromosoma, per poi farla comparire su tutte e 2, io devo prendere quell'individuo, autofecondarlo e selezionare gli individui che portano la mutazione su tutti e 2 i cromosomi. Questo in alcuni casi si può fare senza problemi. Ci sono specie vegetali importanti per l'agricoltura in cui se lo faccio ho delle conseguenze gravi da un punto di vista fenotipico, perché ad esempio l'autofecondazione porta a una crescita più difficile, oppure ci sono specie in cui non posso farlo perché se lo faccio cambio completamente l'identità genetica dell'individuo da cui sono partito, e questo mi dà o problemi commerciali, perché c'è un grande valore in quella identità genetica, o mi dà problemi legati al fatto che quello che ottengo è qualcosa di molto diverso da quello da cui ero partito. Voglio solo descrivervi brevemente quali sono poi le specificità dell'applicazione della tecnica nelle piante. Il punto chiave è che io devo far entrare in una cellula vegetale queste 2 componenti, che sono la proteina Cas e l'RNA guida. Una volta che le ho fatte entrare, queste componenti vanno a esercitare la loro azione, cioè vanno a tagliare il DNA e quindi a generare le mutazioni. Poi da quella singola cellula io devo rigenerare l'intera pianta. E questa è forse la parte più difficile. Le piante rispetto ad esempio all'uomo hanno la possibilità, a partire da una cellula completamente differenziata, adulta, di poter tornare indietro ad una cellula dedifferenziata e totipotente e da lì rigenerare un intero individuo. Quindi ci sono tecniche di coltura in vitro che ci permettono di prendere una cellula adulta, di dedifferenziarla, ottenere un insieme indifferenziato di cellule che si chiama callo e a partire dal callo indurre un processo di embriogenesi, cioè di nascita di embrioni. Questi vengono chiamati embrioni somatici e da lì riesco a rigenerare l'intera pianta. Questo al momento è forse il maggior fattore limitante per l'applicazione di questa tecnica, perché questa possibilità di rigenerare c'è in alcune specie molto più che in altre e dentro ogni specie c'è in alcune varietà più che in altre. Il sogno e quello a cui si vuole arrivare è un processo di rigenerazione che sia indipendente dalla specie, indipendente dal genotipo, che quindi ci consenta di fare facilmente questa cosa in qualsiasi specie, in qualsiasi genotipo. È un problema eminentemente epigenetico, ci si sta lavorando. Nell'uomo, ad esempio, in parte è stato affrontato con la produzione di quelle che si chiamano iPS, quindi si è capito come si può partire da una cellula adulta e ottenere una cellula tipo embrionale. Nelle piante si stanno facendo progressi per andare in quella direzione. Poi da un punto di vista pratico c'è un altro problema non indifferente, ossia come vado a inserire dentro la pianta il gene che codifica per la nucleasi e quello che codifica per l'RNA guida, perché lo posso fare in 3 maniere che hanno implicazioni e accettazione molto diverse. In un caso posso inserirli attraverso ingegneria genetica come geni che vanno a inserirsi nel genoma della pianta. Qui saremo di fronte a una pianta transgenica che avrebbe a questo punto 2 transgeni, uno che codifica per Cas, uno che codifica per l'RNA guida. In questo caso poi dentro la pianta questi 2 geni, i prodotti di questi 2 geni si unirebbero, andrebbero a generare la modificazione, io potrei ancora ottenere una pianta non più transgenica ma che contiene la modificazione desiderata semplicemente attraverso una procedura di incrocio, perché se io incrocio questa pianta che ha i transgeni e ha la modificazione con una che non ha i transgeni e non ha la modificazione, posso facilmente separare i transgeni dalla modificazione desiderata e ottenere una pianta che ha solo la mutazione indotta da CRISPR-Cas, ma non ha più CRISPR-Cas. In altri casi io potrei farlo sempre inserendo DNA che codifica per proteina e RNA guida, ma senza che questi vengano integrati. È un sistema che si chiama di trasformazione transiente. A questo punto, se non si integrano nel genoma, restano lì per poco tempo, possono effettuare la modificazione genetica, non saranno presenti nella pianta che ottengo
E infine si sta lavorando molto su sistemi nei quali la cellula vegetale non vede mai DNA esogeno, perché non inserisco DNA che codifica per Cas, non inserisco DNA che codifica per l'RNA guida, inserisco semplicemente la proteina Cas, la molecola di RNA, le faccio finire nel nucleo, queste esercitano la loro azione, la pianta che ne deriva non ha mai subito l'integrazione di DNA esogeno, ha solo, se ce l'ha, la mutazione che desideravo ottenere. Il fatto di farlo in quest'ultima maniera, rispetto a quanto diceva il professor Lanfranchi, ha anche il vantaggio che la cellula resta a contatto con l'agente mutageno, che sarebbe il complesso Cas-RNA guida, per poco tempo, e quindi diminuisce di molto anche la frequenza di quegli eventi non desiderati che si chiamano mutazioni off-target. Quindi si sta lavorando molto per arrivare a questi sistemi di modificazione attraverso CRISPR-Cas che non prevedono la produzione di integrazione di geni nella pianta e che quindi sono totalmente, non transgeniche. Poi resta il fatto che a questo punto abbiamo a disposizione una serie di tecnologie che ci possono consentire di ottenere molto spesso esattamente la stessa modificazione con dei processi diversi, che possono essere quello di incrocio, possono essere quello di mutagenesi, possono essere quello di transgenesi, cioè di inserimento di un transgene, possono essere quello di cisgenesi, ossia inserimento di un gene che viene dalla stessa specie sempre attraverso l'ingegneria genetica, oppure possono essere quello di genome editing. Oggi tutto quello che viene fatto con questi metodi non è normato in nessuna maniera, indipendentemente da qual è la modificazione che vada a ottenere, quindi che l'abbia ottenuta per incrocio, che l'abbia ottenuta per mutagenesi indotta, nessuno esercita controlli su quello che ho fatto. Sono regolamentati in maniera molto restrittiva se sono prodotti transgenici, sono regolamentati altrettanto restrittivamente al momento se sono prodotti cisgenici, benché questi prodotti siano equivalenti a quelli che avrei potuto ottenere da un processo di incrocio intraspecifico. Sui prodotti dell'editing c'è un'incertezza totale perché in Europa non si è ancora deciso come trattarli. La comunità scientifica in maniera unanime sta chiedendo alle autorità politiche di considerare questi prodotti quando non contengano transgeni ma solo mutazioni che siano analoghe a quelle che sarebbero potute ottenere spontaneamente o per mutagenesi indotta, dicevo, di considerarle alla stregua di prodotti del miglioramento genetico tradizionale. Anche perché se le si volesse considerare in maniera diversa ci sarebbero dei problemi perché, come ho detto, sono di fatto indistinguibili. Questo non vuole dire che la comunità scientifica non vuole essere soggetta a controlli, anzi è più che disponibile ovviamente a dichiarare tutto ciò che è il risultato di editing e a controllare cosa è successo dentro questi prodotti dell'editing con tecnologie molto potenti che oggi abbiamo e che ci possono consentire di vedere sia se sono avvenute mutazioni off-target, sia se poi tutto questo si è tradotto in modificazioni molecolari inattese. Voglio solo fare un esempio pratico per chiudere di dove una tecnica del genere potrebbe avere un impatto decisivo ed è qualcosa che tutti conosciamo bene e riguarda la produzione di vino, che per l'Italia è importante sia da un punto di vista culturale che anche da un punto di vista economico, perché forse è l'unico settore della nostra agricoltura che non ha bisogno di sussidi. La viticoltura utilizza una superficie piuttosto piccola di tutta la superficie agricola europea, che è circa il 3,3%, ma utilizza il 65% di tutti i fungicidi che vengono usati in agricoltura. Questo perché le viti non hanno fatto uso del miglioramento genetico. Oggi noi stiamo coltivando le varietà che coltivavamo 100, 200, in alcuni casi anche 500 anni fa, e non c'è stato mai il tentativo di dotare le varietà esistenti di meccanismi genetici di resistenza, soprattutto a funghi, che sono i principali patogeni. Le fonti di resistenza esistono nella vite, in specie che non sono la nostra specie europea, ma in specie americane e asiatiche, con cui la nostra specie europea si può facilmente incrociare. Quindi si potrebbe pensare a un programma di miglioramento genetico che attraverso incrocio trasferisca questi geni di resistenza dalle specie selvatica alla specie coltivata. Questo nella vite è complicato perché ha dei tempi di generazione lunghi. La vite ci mette 3 anni a fare i fiori, quindi se devo fare 10 generazioni di incrocio sono 30 anni subito. Poi
al problema che se continua a reincrociare sempre sullo stesso genitore soffre di un fenomeno genetico che si chiama depressione da inbreeding, per cui la pianta cresce poco e quindi il reincrocio deve essere più complesso di quello che si farebbe in altre specie vegetali. E infine il problema più grave è che se parto, qui quali sono le varietà più note in Veneto, dal Merlot, quello che ottengo alla fine non sarà più Merlot, perché la segregazione genetica avrà portato a ottenere qualcosa di diverso. Quindi questo è un caso in cui l'utilizzo dell'editing potrebbe da un lato rendere il processo estremamente più veloce, dall'altro consentirci di andare a rendere resistenti ai patogeni tutte le varietà tradizionali di cui giustamente l'Italia va così fiera, e quindi potrebbe consentirci di conservare le nostre varietà tradizionali facendo ricorso a questo metodo innovativo. Nel caso specifico si agirebbe su geni che vengono chiamati geni di suscettibilità. Nelle piante ci sono due sistemi perché la pianta non venga infettata dal fungo. Uno è una sorta di rudimentale sistema immunitario e questo sistema esiste grazie a geni che vengono chiamati geni di resistenza, che sono geni che riconoscono l'arrivo del patogeno e lo bloccano generando la morte della cellula in cui il patogeno è arrivato. Se percepiscono l'arrivo del patogeno in tempo, fanno morire la cellula in cui il patogeno è arrivato, il patogeno non si può più diffondere e la pianta è resistente. C'è un altro meccanismo che si chiama meccanismo di suscettibilità. Il patogeno per penetrare nella cellula della pianta ha bisogno di geni che fanno da serratura, cioè lui ha bisogno di questi geni in cui infila la chiave e riesce a entrare. Se il gene di suscettibilità non c'è più, il patogeno non riesce a entrare. Alcuni dei geni di suscettibilità sono noti, fra cui uno dei geni che dà suscettibilità a uno dei due principali patogeni della vite. Si sa che inattivando quel gene io ottengo una resistenza molto durevole all'oidio, che assieme alla peronospora è una delle due principali malattie fungine. E ci sono già gruppi che stanno lavorando per ottenere mutazioni grazie all'editing in cui quel gene viene inattivato e la varietà è resistente. E quindi noi potremmo, invece di, ad esempio, ricorrere alla mutagenesi indotta, che genererebbe mutazioni casuali, delle quali forse una andrebbe a darci quello che cerchiamo, potremmo utilizzare l'editing, ottenere simultaneamente la mutazione su tutte e due le copie del cromosoma e quindi evitare di dover poi incrociare questo individuo e rendere quindi resistente qualsiasi varietà in cui effettuiamo la modificazione genetica. Quindi ad esempio se partiamo da Sangiovese, che per chi non lo sapesse è la varietà che in Italia viene usata per fare Chianti e Brunello, noi otterremo sempre Sangiovese, eccetto che sarebbe reso automaticamente resistente. Da un punto di vista scientifico non ci sono dubbi su cosa sceglieremmo. Io uso questa immagine che a alcuni dà un po' fastidio, ma credo che serva usare delle immagini forti. Se avessimo un problema medico, augurandosi di non averlo mai, che deve essere risolto con una chirurgia addominale, in passato saremmo ricorsi a una chirurgia invasiva, si diceva grande taglio, grande chirurgo. Oggi, in quasi tutti i casi, possiamo ricorrere a metodi laparoscopici che con 2 o 3 buchini ci consentono di ottenere lo stesso effetto. Ecco, il confronto fra i metodi tradizionali di miglioramento e l'editing è molto simile. Cioè, l'editing è più efficace, più preciso e decisamente meno invasivo. Nel caso della chirurgia non avremo dubbi su cosa scegliere. Nel caso del miglioramento genetico speriamo di poter usare la stessa razionalità che useremo nelle scelte relative alla nostra salute. Quindi voglio solo chiudere ricordando quindi che stiamo per entrare in un'era di modificazioni mirate dei geni, in cui l'editing avrà un ruolo fondamentale per andare a rimpiazzare metodiche che già utilizzavamo per produrre modificazioni che avevamo già disponibili, ma per farlo con tempi più brevi e con maggiore precisione ed efficacia. E anche che dobbiamo sempre ricordare che è indispensabile che ci sia il miglioramento genetico, perché non possiamo pensare di continuare a coltivare sempre le stesse varietà, perché l'ambiente cambia, le varietà devono adattarsi a un ambiente che cambia continuamente, ad esempio per l'insorgere di nuovi ceppi di patogeni o addirittura per l'arrivo di nuovi patogeni, come sta avvenendo continuamente, ad esempio adesso in Europa con una serie di patogeni che ci arrivano dall'Asia.
È vero che è tutto taglia e cuci, come dice ad esempio la senatrice Cattaneo, però se questo è vero da un punto di vista filosofico, dal punto di vista normativo, il taglia e cuci dell'editing è decisamente più preciso e meno invasivo del taglia e cuci delle vecchie tecnologie di ingegneria genetica. Poi ci sono una serie di aspetti che adesso possiamo affrontare nella discussione, che ovviamente non sono meno importanti di quelli tecnici, ma che hanno a che vedere con la proprietà intellettuale di questa invenzione, col fatto di renderla disponibile a tutti per evitare che si creino disparità di accesso a tecnologia, e poi ovviamente di come la scienza deve interagire con l'opinione pubblica per rendere accettabile questa tecnica. Bene, farei un applauso a entrambi, che sono stati molto bravi.